e sta a voi nell'intervenire, mantenere i tempi. Do ora la parola a Roberto Ongaro, Padova, Veneto. Allora, i successivi sono Mario Bertolo di Treviso, Mario Bertolo di Treviso, Roberto Calgaris del Veneto, Andrea Gargano di Roma, Alberto Mangini, se ho capito bene, di Roma, Pezzoli Milano, Lione Emilio Milano, Paola Pellegrini Piombino, Roberto D'Agostino Venezia. Poi, siccome sono, come dire, siamo ligi alle regole, c'è anche l'intervento di Paolo Brutti che però ha detto, siccome sono intervenuto una volta scorsa, se ci incastra, no? Va bene, e 4 minuti. Care compagne e cari compagni, io farò delle osservazioni che vi sembreranno banali e soprattutto anche alla luce degli interventi che mi hanno preceduto. La prima domanda che mi pongo è questo: a cosa serve la sinistra? Perché se non rispondiamo a questa domanda, noi probabilmente sappiamo, forse perché qualcuno ci dovrebbe votare, che funzione abbiamo all'interno della società. Di sinistra ne abbiamo avute molte. Il concetto stesso di sinistra è un concetto evolutivo. Abbiamo delle origini borghesi, ma dalle origini borghesi poi per fortuna si sono trasferite all'interno della totalità, direi, della società. Noi sappiamo che oggi tutto ruota sulla pace, sulla necessità di un nuovo ordine mondiale. Bene, ne siamo ben consapevoli probabilmente, almeno questa sala credo che ne siamo consapevoli tutti. Fuori di questa sala una parte importante del Paese comincia a esserne consapevole, comincia a sentire l'odore della guerra vicina. Però non ha rappresentanza politica. Il 24 di febbraio ci sarà una manifestazione sociale che parte da Pax Christi e va a finire fino agli ultimi movimenti pacifisti. Noi dobbiamo esserci in queste cose, ma non per intestarcele, ma perché fanno parte della cultura che noi vogliamo venga portata all'interno di un nuovo ordine anche economico. Io penso che si sta giocando non solo la guerra in Ucraina, ma si sta giocando la nuova economia del mondo. E questa è una lotta, giustamente è stato ricordato prima dal compagno del CGIL, che serve una pluralità e soprattutto un internazionalismo per le lotte, perché queste abbiano un'incidenza per quanto riguarda il cambiamento complessivo delle regioni del mondo, perché il capitalismo in qualche modo muti, perché vi sia una lotta vera. In questo momento non c'è una lotta vera, è una lotta impari. Quando Fukuyama definiva la fine della storia, lui semplicemente aveva preso nota, in quel momento sbagliando per carità, ma aveva preso nota che era rimasto un solo contendente, una sola ideologia. Le altre erano scomparse. Ecco, io credo che sono scomparse quelle ideologie, ma è scomparsa anche gran parte dell'elettorato. Bonaccini fa bene a chiedersi dove sono finite 7 milioni di voti in 15 anni. Va bene a chiederselo e anche ironizzare sull'entrata di articolo 1 all'interno del Partito Democratico. Ma quei 7 milioni di voti non sono recuperabili dal Partito Democratico. Sono andati via da quel Partito Democratico perché non li rappresentano più.
Partito Democratico in questo caso sarà l'unico momento in cui ne parlo, ha compiuto un delitto, ha tolto la speranza di cambiamento a milioni di persone. Io pensavo che quando è nato l'articolo 1 fosse nato anche per questo, cioè per riportare al centro dell'azione politica una speranza di cambiamento, perché il futuro non appartenesse più a una sorta di categoria della fisica oppure a una direzione dell'universo, ma appartenesse alla vita delle persone. Se la Caritas mi dice che servono 5 generazioni per riuscire ad avere lo status sociale che viene perso all'interno di questo sistema, questo significa che abbiamo un sistema non immobile, abbiamo un sistema non privo di un ascensore sociale, abbiamo un sistema che sta degradando e implodendo su se stesso. Non è più la società dei 2/3. Non so, qualcuno di voi magari si ricorderà quando venne usato questo termine, no? 2/3 della società vivono perché 1/3 della società fa il mestiere del povero, insomma, fa il mestiere, diciamo, di essere in qualche modo quella fascia che consente agli altri di stare bene. Ormai siamo diventati la società del 50% e probabilmente ci abbiamo a superare in maniera molto, molto rapida questo limite. C'è un elemento, credo, che noi dovremmo considerare anche come area politica, se vogliamo guardare in avanti, se vogliamo capirci. Guardate l'età media di tutti noi. Noi ci capiamo perché abbiamo lo stesso linguaggio. Con mio figlio che ha 45 anni, 46, faccio fatica ad adoperare gli stessi termini. È di sinistra mio figlio, ma faccio fatica ad adoperare gli stessi termini. Lavoro non ha lo stesso significato per me e per lui. Mio figlio ha problemi con quelli che hanno 30 anni, ha problemi con quelli che ne hanno 20. Le classi sono orizzontali in questo momento, le classi sono generazionali e sono stratificate e non sono comunicanti. Noi ci rendiamo conto che la società è mutata con il nostro consenso senza che noi facessimo nulla perché non mutasse. Non è per attivare un senso di colpa, è perché abbiamo bisogno di un'analisi di quello che sta accadendo. Abbiamo bisogno di ascoltare le persone, perché se no non riusciamo a capirle. Io penso che il grande compito della sinistra sia quello della ricostruzione sociale. Guardate, faccio un esempio banale che è questo. Esiste una costante che è stata scoperta alla fine dell'Ottocento, si chiama costante di Planck, è un esempio fisico. Al di sotto di questa costante praticamente non si sa cosa accade. Siamo nella fisica quantistica, quindi praticamente le cose diventano onde, succede un po' di tutto. Cosa definisce la costante di Planck? Definisce una specie di soglia in cui lo spazio e il tempo non sono più lo stesso tessuto, si smagliano, si aprono dei buchi. Socialmente noi siamo al di sotto della costante di Planck. Il tempo delle persone e la loro capacità di incidere nella loro vita si sono smagliati. Le persone sono state riportate atomizzate ben peggio che nella fabbrica fordista. Sono state riportate a una situazione in cui il tempo per loro è un solo tempo, il presente. E noi agiamo sul futuro invece.
abbiamo qualche anno in più magari, ma in realtà noi dovremmo, per dare la prospettiva alla sinistra, agire sul futuro, pensare che esiste un futuro al pianeta. I 90 secondi di cui si è parlato prima, e i 90 secondi per noi hanno un significato, ma io penso ai miei nipoti, li dico subito. Quindi io penso che il compito che ci viene dato, che ci viene assegnato dalle nostre coscienze anzitutto, perché noi non siamo qui per un'appartenenza semplicemente a una storia, ma siamo qui perché abbiamo pensato che quella storia si realizzasse. Abbiamo pensato che con difficoltà, con cammino lungo, con compromessi, con quello che si poteva mettere in campo per tutti i periodi che ci sono stati, dalla fine guerra in poi. Adesso, io credo che molti di voi ricordino gli anni 50 e gli anni 60. Mio padre, che era comunista, non poteva entrare in nessuno e faceva un mestiere che lo obbligava anche in qualche misura a dover avere a che fare con i militari. Non poteva entrare in nessun posto dove ci fossero militari. Se uno era comunista all'interno di una fabbrica veniva licenziato, oppure messo in un reparto di, chiamiamolo, di contenzione. Quindi noi ce li ricordiamo quegli anni, però erano anni che avevano futuro. Non è che queste persone rinunciavano alle loro idee. Quello che è avvenuto è che sono state barattate le idee con una possibilità di consenso. È stata adoperata una parola che io spero di non sentire più. La parola è compatibilità. Compatibilità. Con la compatibilità, quando la sinistra governava, ha tolto diritti. Con la compatibilità, quando la sinistra era all'opposizione, non si è opposta. Noi abbiamo bisogno di radicalità, perché la sinistra o è radicale o non è. Grazie Roberto. La parola a Mario